Ed infine ancora vivo l'eco dell'apertura delle fattorie didattiche al pubblico negli scorsi weekend, fattorie didattiche di qualità, tutte da vivere, come ci racconta il prossimo servizio. Si è tenuta domenica 13 ottobre la 17ª edizione della Giornata Aperta delle Fattorie Didattiche, manifestazione promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore, alla quale hanno aderito più di 170 aziende agricole e agrituristiche di tutto il Veneto. Una giornata all'insegna della natura, oltre del cosiddetto turismo slow, quindi è aperto non solo ai nostri cittadini, ma anche a tutte quelle famiglie che sono già sul territorio e che hanno la possibilità di andare a visitare una di queste splendide aziende. Un'iniziativa che si colloca nell'ambito delle politiche regionali di promozione del turismo rurale, al fine di valorizzare l'identità regionale, l'economia locale e le produzioni tipiche. La giornata serve per accogliere un po' tutte le famiglie e promuovere quello che è il nostro territorio, le nostre realtà produttive, perché siamo delle aziende agricole, e l'obiettivo di quest'anno è il turismo lento, quindi insegniamo un po' alle famiglie come muoversi nel territorio e conoscere chi sostiene anche il territorio. Un'opportunità per scoprire e riscoprire il paesaggio, le sue stagioni, le coltivazioni, i prodotti della terra e gli animali, ma anche tempi e mestieri e lo stile di vita di chi nella fattoria vive e lavora. Mia figlia si sta divertendo tantissimo con le mucche, dà da mangiare, anzi anche ha paura, però sta imparando ad approcciarsi con gli animali più grandi, insomma voluminosi. È una bellissima occasione per passare una domenica in compagnia, una giornata di festa con la famiglia. Qua gli sembra di essere al Luna Park, quindi ai bambini in realtà basta pochissimo per trovarsi in un ambiente che alla fine è quello naturale, no?